Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa che di fatto mette un punto fermo su quello che è il mondo dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. Direi quasi una pagina storica per il nostro Consiglio regionale e per la Regione Veneto. Io prima di iniziare volevo ringraziare i partecipanti di oggi perché sono davvero numerosi. Partirei chiaramente dalla parte del Consiglio regionale, prima ancora la presenza dell'assessore Elisa Venturini, che ringrazio non solo per la competenza dell'assessorato all'ambiente, ma anche perché nella precedente legislatura è stata una sottoscrittrice della proposta di legge che era già iniziata nell'11ª legislatura e poi è arrivata a termine nella 12ª legislatura. Un saluto al collega Jacopo Maltauro di Vicenza che ha sottoscritto e sostenuto il progetto di legge. Un saluto a Mirko Patron che ci raggiungerà tra poco, impegnato in questo momento in Commissione Quinta, rappresentante della provincia di Padova e anche lui sottoscrittore della legge. Un saluto al Presidente della Commissione Sesta, Enoch Soranzo, che lo ringrazio anche per aver facilitato l'iter in tempi giusti, idonei per poter arrivare all'approvazione in Consiglio, oltre ad essere sottoscrittore. Saluto anche la collega Claudia Barbera, rappresentante anche lei della provincia di Verona come me, quale sottoscrittrice del progetto di legge. Penso di aver esaurito la parte, istituzionale e adesso passo a salutare uno per uno coloro che sono oggi presenti qui a testimonianza appunto del lavoro collegiale di squadra che è stato fatto. Dicevo prima il presidente di ASI, e mi fa piacere che oggi sia qui presente con noi Alberto Scuro, che è anche presidente mondiale della Federazione Mondiale dei Veicoli Storici, la FIVA, per cui doppia anche veste di cui andiamo assolutamente orgogliosi, presidente Scuro. Saluto il consigliere federale ASI Riccardo Zavatti, saluto il Stefano Chiminelli in rappresentanza appunto dell'ufficio stampa di ASI La Manovella e presidente del Museo Bonfanti. Saluto Fabio Tretti, quale consigliere ASI del Circolo Nord-Est, Roberto Gerosa, presidente del Veteran Club Bernardi e redattore di Ruote d'Oro, Flavio Padovani, vicepresidente del Veteran Car Club Bernardi, Luigino Gennaro, presidente del Circolo Patavino Autostoriche, Ugo Baracco, consigliere del Circolo Patavino Autostoriche, Ruggero Ragazzo, consigliere Circolo Patavino Autostoriche, Silvia Nicolis che ci segue in diretta da casa per un impegno istituzionale che aveva oggi, quindi presidente del Museo Nicolis, che salutiamo, Luca Garonzi, consigliere delegato del Veteran Club Legnago e Irene Laera, che è, Laera, non so se Laera è giusto? Giusto, consigliere delegato del Veteran Club di Legnago. Quindi grazie per essere venuti oggi qui a Palazzo Ferrofini e questa è la sede del Consiglio regionale. Dicevo prima, un iter che è partito dall'11ª legislatura ha avuto il suo iter e il compimento nella 12ª, una legge regionale che finalmente mette un punto fermo sulla valorizzazione, il sostegno, l'aiuto a quello che è la tutela dei veicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico, non solo per la valenza che questi veicoli costituiscono nel nostro patrimonio nazionale, non solo per l'aspetto culturale, per l'aspetto anche relativo a quella che è la creatività italiana che rappresentano oggi le nostre auto storiche, ma anche per l'importanza di preservare questi beni per le nostre future generazioni, perché possono continuare ad essere ulteriori pagine della storia di oggi e ci auguriamo della storia anche del futuro del nostro Paese Italia. Quindi l'obiettivo era dare un segnale importante, dare un segnale concreto, perché questa legge sostanzialmente cerca di contemperare quello che oggi già la giurisprudenza ci dice,
e cioè tenere in equilibrio sia il valore storico, strategico che rappresentano queste auto nel suo patrimonio e anche ovviamente le esigenze di necessità dell'inquinamento atmosferico, quindi le esigenze ambientali che devono essere ovviamente contemperate. Ma proprio la stessa giurisprudenza ci dice che sono due interessi che devono andare in equilibrio, non sono preminenti nell'uno o nell'altro, purché ci sia ovviamente riconoscimento della certificazione di questi veicoli storici, che ovviamente devono essere certificati col famoso CRS, che ci consente oggi di avere la possibilità per il periodo del cosiddetto blocco auto, cioè dal 1° di ottobre al 30 di aprile, la possibilità, dicevo, per questi veicoli di circolare con due specifiche caratteristiche. Il primo per i veicoli ultra trentennali, ovviamente dotati e muniti del CRS, la possibilità di circolare in via generale con la possibilità di quindi derogare a questo limite di circolazione durante questo periodo, ovviamente per finalità non professionali. E al tempo stesso la possibilità per i veicoli dai 20 ai 29 anni, sempre muniti ovviamente di CRS, la libertà di circolazione questa legge la garantisce per recarsi presso le officine, presso le carrozzerie e partecipare alle iniziative, tra cui manifestazioni ed eventi. Manifestazioni ed eventi che ci tengo a precisare possono essere di interesse generale, possono essere di interesse strategico condiviso dai club, condiviso dal movimento delle auto, ma che ovviamente vanno anche nella direzione di tenere in considerazione quello che oggi il panorama, ad esempio Veneto, ci offre, e cioè eventi anche di interesse relativo al mondo dell'enoturismo, al mondo diciamo degli eventi culturali, perché noi riteniamo che la sinergia dell'elemento auto storiche debba sposarsi con tutto quello che culturalmente riteniamo utile essere oggi degno di attenzione e degno di valorizzazione sul nostro territorio. E quindi questa possibilità verrà data grazie appunto a questa legge. Ovviamente sapete che i sindaci hanno la possibilità eventualmente di derogare a questa legge, perché ovviamente il preminente valore dell'ambiente, della tutela della salute non ottiene deroghe di alcun genere, per cui se i sindaci ritengono che nel loro territorio, quando ci sono le allerte ad esempio rosse, è necessario chiedere una limitazione anche a queste due tipologie dei veicoli storici, lo può fare perché è previsto ovviamente dalla legge nazionale. Quindi credo che sia stato un ottimo equilibrio quello che abbiamo ottenuto qui in Consiglio regionale, grazie davvero alla collaborazione di tutti coloro che i colleghi hanno sottoscritto fortemente voluto. C'è stato un momento anche di confronto, devo dire, con l'opposizione, che si è dimostrata comunque disponibile, ovviamente aveva dei suggerimenti un po' più restrittivi, ma credo che insomma alla fine il semaforo verde senza nessun voto contrario abbia comunque favorito ad arrivare a un processo davvero condiviso, nonostante qualche piccola, giustamente legittima anche sfumatura. E allora io con questo ho introdotto i tratti salienti ovviamente della legge. Ci tengo a sottolineare, e dobbiamo anche qui fare un salto culturale, non ovviamente voi che siete addetti ai lavori, ma dico alla popolazione. Dobbiamo distinguere tra auto vecchie e auto storiche. Non sono la stessa cosa, perché il processo che oggi ci viene garantito dalla meccanica, dalla manutenzione, dall'attenzione, dalla certificazione proprio delle auto storiche non è equiparabile alle cosiddette auto vecchie, e la Regione Veneto da questo punto di vista è molto attenta, anche perché ha introdotto due provvedimenti che sono comunque a salvaguardia ovviamente anche della circolazione delle auto, come il Movin introdotto nel 2024 e poi successivamente anche nel 2025 è stata fatta un'ulteriore integrazione a questa scelta, ma che non si può ovviamente estendere e adeguare al mondo delle auto storiche, perché voi sapete che per esempio questi dispositivi che vanno a contenere ovviamente e a limitare il chilometraggio non possono essere adattabili quando dovete ad esempio partecipare a qualche raduno che implica anche diverse
centinaia di chilometri e che ovviamente andrebbe a esaurire tutto il monte possibile del periodo che sarebbe a disposizione grazie a questi dispositivi. Ma la percentuale minima di presenza di questi veicoli storici e l'incidenza minima comprovata nell'ambito dell'inquinamento atmosferico oggi ci consentono di essere qui serenamente a dire: bene, la legge regionale è al vostro fianco, la Regione Veneto ha dato un segnale importante, certo potremmo fare di più e di meglio, lo faremo nei prossimi mesi, ricordando che questa Regione è riuscita già nella scorsa legislatura a ridurre ulteriormente il bollo auto, portandolo di fatto a un'applicazione del 25%. Non siamo arrivati allo zero, perché sapete che la Regione Veneto oggi è l'unica regione a livello nazionale che non ha l'applicazione dell'addizionale IRPEF, e quindi possiamo dire che nonostante le altre regioni abbiano portato a zero il bollo auto, noi l'abbiamo portato a un minimo che è un 25%. Concludo e vi ringrazio invitando ora l'assessore Elisa Venturini per un saluto e anche ovviamente per una disponibilità che le chiediamo fin d'ora per proseguire in questo lavoro costante con il mondo rappresentato dalle auto storiche. Prego, Assessore. Buon pomeriggio a tutti e quindi benvenuti anche da parte mia, in questo caso come rappresentante della Giunta regionale. Saluto il Presidente Asi, saluto tutti voi che siete presenti, saluto i colleghi di Consiglio e questa dimostrazione anche che la Regione del Veneto ha in forze oggi nel sottolineare anche il valore di questa iniziativa. Faccio un plauso al collega consigliere Bozza, perché devo dire appunto lavoro iniziato nella precedente legislatura, dove ero anch'io consigliere con lui, e abbiamo portato avanti questa progettualità di legge, ma attraverso appunto la sua perseveranza si è arrivati quindi alla conclusione, quindi a perfezionare, a portare quindi poi in aula con l'approvazione di questa legge, e quindi appunto a dimostrazione che dietro c'è stato lavoro, che non arriva mai nulla per caso, ma c'è per questo grande attività, grande azione, grande partecipazione. Non vi nascondo che da sindaco ho avuto modo di conoscere la realtà delle auto storiche, delle auto d'epoca, perché avevo nel mio comune degli appassionati che partecipavano alle Mille Miglia, ai vari raduni. Poi anch'io avevo una mini minor Balmoral e insomma alla fine quando tu conosci un mondo puoi anche apprezzarlo e capire anche la valenza che ha da questo punto di vista, dal punto di vista storico, culturale. Quindi pensiamo anche a tutta la parte della meccanica, quindi c'è veramente un patrimonio da preservare. È evidente che noi dobbiamo, in un contesto dove sono presenti molteplici interessi di valenza pubblica, tutelarli. Lo dico da assessore all'ambiente, come Regione del Veneto stiamo perseguendo obiettivi e ci stiamo impegnando molto per garantire la tutela, il risanamento dell'atmosfera. Voi sapete che abbiamo anche il piano dell'aria che ci impone di attivarci per portare avanti quindi politiche che siano finalizzate a garantire la nostra qualità dell'aria, e c'è su questo l'Europa che vigila anche, e siamo impegnati come regioni del bacino padano, perché poi rispetto al resto d'Italia noi abbiamo questa aggravante di questa conformazione orografica, geografica, per cui questa pianura padana, certo circondata dai monti, non facilita la qualità dell'aria. Ma detto questo, appunto, noi ci stiamo prodigando e siamo attivi, vigili, e cerchiamo di fare il massimo. Ci rendiamo conto che poi ci sono appunto altre necessità presenti sul territorio che vanno tutelate, che vanno seguite, e nulla toglie, ecco, che si possano trovare degli equilibri per riuscire a garantire questa persistenza e questa presenza di necessità, quale appunto anche la tutela appunto di beni storici, di un patrimonio culturale. Peraltro anche se noi pensiamo ai raduni, sono sempre momenti anche di aggregazione, di socialità, di presenza, di dinamicità, di vitalità anche di un territorio, perché poi anche da un punto di vista economico ci sono movimenti, c'è valorizzazione. E allora ecco, tutto questo è degno di essere valutato e considerato, e anche qui ecco la necessità di trovare un equilibrio. E allora ben venga, come diceva il consigliere Bozza, cerchiamo
di fare un percorso anche insieme, quindi prima sentivo anche il presidente Asi, quindi l'opportunità appunto di poter condividere anche delle iniziative proprio per mettere in evidenza come ambiente e mondo storico legato alle auto possono trovare delle convergenze e possono tranquillamente, ecco, coesistere, viste le finalità che ci sono di interesse pubblico alla fine, che vengono preservate e tutelate. Quindi vi ringrazio di questa disponibilità, quindi esprimo apprezzamento per quello che viene fatto da parte del Consiglio regionale su questo, e trovate appunto da parte mia la volontà, ecco, di trovare quegli equilibri che sono necessari proprio per preservare quello che è il nostro patrimonio, che diventa quindi fondamentale. Quindi grazie veramente. Grazie Assessore, grazie per la già disponibilità annunciata. Adesso inviterei Alberto Scuro, in qualità di Presidente ASI e di Presidente della Federazione Mondiale Veicoli Storici, non solo per un saluto, ma anche insomma per raccontarci come la vede questa legge, ma soprattutto in uno scenario di grande attivismo a livello nazionale che sta portando avanti proprio a tutela del nostro patrimonio straordinario delle auto storiche. Grazie Alberto, prima di tutto come la vedo bene, cioè, quindi io volevo ringraziare il consigliere, chiaramente ringrazio il consigliere Alberto Bozza, ma ringrazio anche tutti coloro i quali hanno dimostrato sensibilità nei confronti del nostro mondo. Ringrazio anche l'assessore Elisa Venturini, perché assessore all'ambiente, una volta eravamo narrati come inquinatori, gretti inquinatori, non è così, cioè, quindi il mondo dei veicoli storici è un mondo molto limitato. Se andiamo a vedere la percentuale dei veicoli storici certificati rispetto a quello che è il parco veicolare circolante italiano è una percentuale insignificante. Il contributo che vengono dato anche utilizzando combustibili assolutamente normali come gli altri è limitatissimo, ed è molto di più il contributo che invece viene dato al turismo e a tutte le altre attività, per cui bisogna studiare il mondo nel loro complesso. Allora, quello che mi fa piacere sottolineare è che si sta sdoganando definitivamente l'idea che i veicoli storici siano un problema. I veicoli storici sono una ricchezza per il Paese, prima di tutto è un settore identitario per cui siamo noti in tutto il mondo. Assolutamente, quindi se tu vai in Giappone, che uno vada in Giappone, in Cina, in Australia, in America, l'Italia è vista come la culla del motorismo storico, e ha ragione di essere così, perché il motorismo storico, cioè, ovviamente ha delle radici italiane fortissime, e il fatto che quindi questa sia una ricchezza e non un problema sta ormai passando, e lo dimostra anche questa legge regionale di cui ringrazio, perché promuove i territori, promuove il turismo, promuove i nostri valori, e quindi è una grande attenzione a quelle che sono le nostre comunità. Qual è la ricchezza della nostra federazione LASI? La ricchezza della nostra federazione sono le migliaia di volontari attivi, cioè noi svolgiamo funzione pubblica, perché svolgiamo realmente, in base all'articolo 60, funzione pubblica, ma quanti sono i tesserati che sono iscritti ai club che fanno parte della federazione? Superano i 350.000. Quanti sono gli appassionati che hanno un veicolo storico che in qualche modo partecipano a questo mondo? Più di 1 milione. Sto parlando di un'Italia, quindi di tutto questo mondo direttamente iscritti che hanno una tessera ASI, perché alcuni club li lasciamo liberi di tesserarci o meno anche ASI, sono 160.000, quindi abbiamo 160.000 direttamente iscritti all'ASI, oltre 350.000 soci dei nostri club, più di 1 milione di persone che vivono il motorismo storico, che creano le comunità, che fanno aggregazione, che portano avanti i valori. I valori non sono e non condividono solamente valori inerenti il fatto che il veicolo, aspetta che ci fotografiamo, facciamo la gita a fine settimana, no, i valori sono quelli di Asi Solidale, sono quelli in cui collaboriamo con UNICEF, sono quelli in cui raccogliamo fondi ai tempi del Covid, sono quelli in cui c'è l'inclusività, e abbiamo fatto Classica Accessibile, che è un'iniziativa per cui macchine di interesse storico vengono trasformate per l'uso per i disabili e li affidiamo. Quindi voglio dire, è un esempio il nostro piccolo mondo dell'ASI, che proprio piccolo non è, di un interlocutore
importante del paese che porta avanti un settore culturale che è un'identità. Noi siamo cultura, non siamo altro, quindi che la cultura del motorismo storico è quella che promuoviamo su tutti gli aspetti, musei e quant'altro. Quindi io ringrazio la sensibilità che c'è da questo punto di vista. Tra le cose di cui ci interessiamo, ne parlavo prima con l'assessore, c'è anche la sostenibilità, perché ormai sono 3 anni e stiamo finendo gli studi in questi giorni. Ecco, domani smontiamo l'ultimo motore, è l'ultima cosa che dobbiamo fare con i biocombustibili, perché una cosa è usare il combustibile di origine fossile, una cosa è usare i biocombustibili e quindi rimettere nell'ambiente una CO2 che tu hai tirato via dall'ambiente con quello che sono gli scarti dell'agricoltura, quindi vai là, chiudi un cerchio, non aggiungi nulla all'ambiente, ed è quello che abbiamo fatto. Quindi finiamo questi studi tra pochi fatti con l'Università di Milano, di Bologna, con istituti tecnologici, con l'Università di Firenze, quindi non studi fatti da noi, e tra poco quindi presenteremo anche i risultati di come i veicoli, non solo storici, perché se siamo capaci di fare 10.000 chilometri che abbiamo finito l'altro giorno con la Flaminia Touring con un 6 cilindri delicatissimo, con dei biocombustibili, vuol dire che anche le auto moderne potrebbero, cioè, ovviamente fruire con gli stessi tipi di biocombustibili, potrebbero ovviamente funzionare. Per cui quindi ci si interessa un po' a 360 gradi, perché è un mondo di valori di cultura. Questo mondo di valori di cultura è legato agli appassionati. Gli appassionati sono qua rappresentati ai nostri club, la ricchezza sono i nostri club, perché abbiamo sul territorio nazionale 293 club federati, e qua ci sono rappresentanti di tantissimi club federati, e 350 club compresi gli aderenti, e questi hanno quelle migliaia di persone che vi ho detto prima, e quindi la nostra ricchezza è proprio questa, quella di avere un mondo di passione, di volontariato che si muove e che fa le cose con estrema serietà. Le nostre certificazioni vengono fatte, ma vengono fatte da personale che adesso ha una certificazione Accredia, quindi una certificazione garantita dallo Stato. Quindi le certificazioni che noi rilasciamo, noi ci siamo messi dalla parte proprio dello Stato, lavoriamo a fianco delle istituzioni per garantire certe cose. Quindi diciamo stiamo facendo quel tipo di percorso che è economia circolare, che è sostenibilità, che è guardare a un passato che deve essere il nostro futuro, a scenari occupazionali per i giovani, a tutto. E quindi è un ringraziamento profondo per aver capito quanto questo mondo può dare. Ricordo che l'ultima cosa che dico, Alberto, per non essere troppo lungo, solo nel Veneto, quando avevamo fatto lo studio, non noi, ma l'aveva fatto in quel caso la Piepoli, l'indotto solamente nel Veneto legato al motorismo storico superava i 200 miliardi di euro l'anno, quindi non sono proprio banalità. Poi a livello nazionale ovviamente la cosa esplode, ma solo in Veneto, tra filiera degli artigiani, tra tutti quelli che ci lavorano per la manutenzione, il restauro, gli alberghi, tutte le attività collegate superano i 200 milioni. Quindi non mi ricordo esattamente 200 e quanto, però insomma era già un numero veramente elevato, e questo grazie all'attività dei club che ogni fine settimana propongono iniziative ed eventi. Quindi grazie infinite all'assessore Bozza, a tutti i firmatari e all'attenzione che viene data a questo mondo identitario nazionale. Grazie infinite. Grazie. Grazie Presidente, grazie per averci anche illustrato non solo questa importante attività di ricerca, ma anche appunto ricordato l'indotto che rappresenta oggi il mondo delle auto, perché ovviamente non sono solo i possessori titolari di auto, ma c'è tutto l'indotto, la filiera che sta ovviamente a corollario per il mantenimento di questo patrimonio. Quindi insomma vuol dire anche mantenere non solo la storia, la cultura, ma mantenere anche un mondo economico che è sempre più raro gestire e mantenere e sostenere nelle attività che svolge, per cui dobbiamo mantenere, diciamo, alta l'attenzione, evitando il depauperamento di questi straordinari beni che abbiamo sul nostro territorio. Io sarei in conclusione, non so se Riccardo Zavatti, in qualità di consigliere che si occupa degli aspetti anche operativi, vuole dare un contributo, un tributo, altrimenti prego.
Sì, buongiorno a tutti. Un contributo piccolo, ricordo tutte le manifestazioni che si fanno sul territorio, che tengono vivi anche i piccoli. Mi fa piacere che l'assessore ha ricordato questa vicinanza che si hanno con i sindaci, perché loro sono i primi testimoni, diciamo, di questa attività che fanno a livello locale i vari club. Quindi c'è proprio un tessuto locale che è un volano che è importante per il turismo, per far conoscere i nostri territori. Non voglio aggiungere altro perché Alberto è stato veramente molto esaustivo ed è abituato a fare questo tipo di conferenze. Per cui grazie ancora per l'interessamento e per i risultati che avete ottenuto. Grazie. Grazie e ci saluta anche il presidente dell'HCC di Verona, Enzo Mainenti, che non poteva essere qui, ma insomma ha appena mandato un messaggio e ci teneva a salutarci. Io ringrazio di cuore ancora il consigliere Jacopo Maltauro per il grande supporto e aiuto, insomma, che ha dato concretamente nel portare avanti la legge. Saluto e ringrazio anche la collega Claudia Barberi, altrettanto, insomma, a fianco di questo iter legislativo non semplice, ma insomma riuscito in davvero tempi importanti. E ringrazio anche il dottor Brocca, perché insomma è là dietro le quinte, è il nostro capo segreteria, ma è anche un vostro associato e appassionato, e quindi non perdeva occasione sia nella scorsa legislatura che in questa di pungolare per ricordare l'importanza di questo provvedimento legislativo. Allora, grazie davvero a tutti, e ovviamente questo è un passaggio importante, dicevo storico per la Regione Veneto, però chi è presente qui oggi, ma anche chi non è presente, che ha contribuito con il voto e l'apporto, noi siamo a disposizione. Quindi se ci sono da fare anche ulteriori passi in avanti, se ci sono protocolli anche sperimentali da fare a livello nazionale, noi qui in Veneto siamo sempre pronti a ragionare, perché insomma sappiamo di essere stati sempre precursori in tante cose, chissà che magari non possa esserlo anche nella continuità del lavoro insieme a voi. Grazie ancora, e ovviamente concludiamo qui la conferenza stampa.